Una serata in compagnia si è trasformata in un incubo per due diciassettenni, una ragazza di Vedelago e un ragazzo di Trebaseleghe nel Padovano. Si trovavano in via dei Carpani a Castelfranco quando all'improvviso sono stati avvicinati da un trentenne di origini marocchine senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, che li ha colpiti con uno schiaffo. Nella circostanza ha portato via pochi soldi, 65 euro e una cassa Bluetooth. Nonostante lo shock per la rapina appena subita, i due ragazzi hanno trovato la forza per chiamare i carabinieri. La richiesta di aiuto dei ragazzi ha consentito ai carabinieri di trovare il giovane in prossimità e di arrestarlo in flagranza di reato. L'intera refurtiva è stata recuperata e sottoposta a sequestro, mentre il trentenne è stato condotto nel carcere di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. La tempestiva denuncia delle due vittime ha permesso ai militari di identificare in pochi minuti il presunto responsabile. Noi ogni giorno abbiamo circa un centinaio di pattuglie sul territorio, quindi è fondamentale la tempestività con cui viene chiesto aiuto e viene segnalato al 112 l'episodio per consentire appunto alle pattuglie di portarsi in zona e di poi risolvere il fatto in maniera efficace.